in Cadore, famiglia di Montebelluna finisce con l'auto contro un'autocisterna, muore il padre, 63enne, stava andando alla tubulazione del fratello. 300 persone che hanno ballato fino alle 4 del mattino senza il rispetto di alcuna regola. Maxi focolaio di Covid dopo la festa in un locale del Pordenonese alla quale hanno partecipato anche molti giovani trevigiani. Focolai tra i giovani nei locali, l'appello del direttore generale dell'ULSS ai gestori: tenete i nominativi ed il numero di telefono dei clienti per agevolare il loro tracciamento. Intanto un altro ventenne finisce all'ospedale. Covid, casi raddoppiati ma ospedalizzazione ancora bassa in Veneto. Il governatore Zaia: la quarta ondata, la variante Delta è ormai nel 97% dei casi. Morti sul lavoro, sindacati e familiari delle vittime hanno manifestato oggi pomeriggio in Piazza dei Signori. Più sicurezza e formazione nelle aziende per fermare la strage. Domani anche a Treviso la preannunciata una manifestazione contro il Green Pass. Il sindaco si appella al senso di responsabilità dei partecipanti ma riceve una cartolina di minacce. Libraio denunciato e 57 giovani sanzionati. La Guardia di Finanza ha scoperto come un commerciante di Montebelluna percepiva indebitamente il bonus cultura destinati a neo diciottenni che spendevano i soldi in tutt'altro. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Apriamo questa edizione con una notizia di cronaca giunta nel tardo pomeriggio in redazione. Tragedia sulla 52 Carnica in comune di Santo Stefano di Cadore. Un trevigiano di 63 anni, Claudio Daggaro di Montebelluna, ha perso la vita nello schianto frontale tra la sua auto furgonata ed un'autocisterna. Ferita la moglie e i due figli che viaggiavano con lui. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Si trovava in zona perché alle 17:30 a Frassenetto di Forni a Voltri era prevista la tumulazione nel locale cimitero del fratello Dante, morto il 1° marzo. L'incidente è accaduto poco prima delle 16 lungo la strada che conduce alla Galleria Comelico. La dinamica al vaglio dei carabinieri di Santo Stefano, intervenuti sul posto assieme ai pompieri e al SUEM 118. Claudio Daggaro è stato estratto dall'abitacolo ma ai sanitari non è purtroppo rimasto altro che constatarne il decesso. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi di legge. Il traffico è stato deviato verso il passo di Sant'Antonio. 300 persone che hanno ballato fino alle 4 del mattino senza il rispetto di alcuna regola. Si è trasformata in un maxi focolaio di Covid, la festa organizzata in un locale del Pordenonese alla quale hanno partecipato anche numerosi ragazzi trevigiani. Sabato 17 luglio il locale è stato chiuso per 75 giorni ed ora si cerca di rintracciare tutti i partecipanti. Sono già 55 i contagiati, ma l'ipotesi che il numero sia destinato a lievitare è ritenuta molto probabile ed ora è corsa contro il tempo per rintracciare tutti i 300 giovani, numerosi anche dal Trevigiano, che hanno preso parte ad una festa organizzata in un locale trasformato in discoteca abusiva a Roveredo in Piano, nel Pordenonese. La segnalazione delle autorità sanitarie alla questura dopo le prime positività ha fatto scattare le indagini sul Papi Beach. Sto sentendo una ventina di ragazzi che avevano partecipato alla festa, in totale un 300 andranno lì e proprio si dedicheranno a danzare, a ballare, ragazzi età media sui 30 anni provenienti anche dalla provincia di Treviso, oltre che quella di Pordenone, anche della base americana USAF di Aviano, ed emerge subito un quadro di violazioni della normativa Covid già all'ingresso. Giovani senza mascherina, ammassati in coda per entrare, poi dentro una vera e propria discoteca abusiva, nonostante i cartelli indicassero il divieto di ballare. All'interno addirittura c'era la console con DJ che radiava musica e la gente, i ragazzi che praticamente ballavano assipati fra di loro. Il questore ha disposto per il locale la sospensione dell'attività con la chiusura per 75 giorni e non è la prima volta. In caso di recidiva la normativa prevede che la licenza possa essere revocata, infatti ho inviato al sindaco la proposta di revoca per il ritiro definitivo della licenza nei confronti del pubblico esercizio. Ora resta l'allarme per il possibile allargarsi del focolaio tra le province di Treviso e Pordenone.
E nuovo balzo dei contagi nella Marca per i focolai scoppiati tra i giovani nei locali, di cui l'appello del direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi ai gestori: tenete i nominativi ed il numero di telefono dei clienti per agevolare il lavoro di tracciamento. Intanto c'è un altro ventenne finito oggi all'ospedale per una grave polmonite. Siamo in attesa di avere i nominativi delle persone e poi faremo quello che serve, tamponi e isolamento in quarantena. All'azienda sanitaria di Treviso si attendono a ore da Pordenone i nominativi dei trevigiani positivi, già una quindicina, per procedere con il tracciamento e i tamponi ai loro contatti. Intanto continua l'attività per rintracciare i giovani che hanno frequentato i due locali nell'Interland di Treviso e della Castellana all'origine degli altri due importanti focolai di Covid. Confermati 25 positivi, i nostri stanno contattando altri ragazzi. È chiaro che chiediamo a tutti i locali, in sto caso qui, di raccogliere i nomi di chi entra e mettere il cellulare, perché questo ci facilita il nostro lavoro. Se questo non avviene, chiaramente i nostri del contact tracing hanno delle difficoltà ad arrivare a tutti, perché poi c'è anche un po', come dire, poca voglia di dire il nome dell'amico, eccetera. Quindi la preghiera che è questa: anche chi ovviamente non è stato segnalato al contact tracing si precipiti al Covid Point a fare il tampone per avere la garanzia di essere negativo. 259 nella Marca le persone che si sono infettate nelle ultime 24 ore, 3 i nuovi ricoveri in malattie infettive al Cafoncello. E di questi c'è un ventenne, ovviamente nessuno di questi vaccinati, tutti positivi. C'è un ventenne purtroppo che ha una polmonite. Intanto oggi sono partite le prime lettere ai sanitari Novax. Sono 186, come dicevo, sono tanti medici, una sessantina, sono 32-33 gli infermieri, sono abbastanza gli OSS, una trentina anche loro, poi una 30-40 farmacisti, biologi, fisioterapisti, cioè abbiamo ovviamente tutti quelli che non hanno aderito alla vaccinazione, quindi le lettere sono partite. A loro diamo il tempo, come dicevo, di 7 giorni per vaccinarsi, abbiamo aperto gli spazi, se non si vaccinano, segnalazione all'ordine e sospensione. Ed il presidente della regione Zaia oggi ha fatto il punto stampa sulla situazione Covid, casi raddoppiati ma tassi di ospedalizzazione bassi. Su 17 ricoverati in terapia intensiva, 15 sono non vaccinati. Voi ricordate che eravamo arrivati a 6.000 isolati, oggi sono quasi il doppio. Cioè la punta minima il punto basso è stato 6. Quindi il dato di oggi è che abbiamo raddoppiato le persone isolate rispetto al picco minimo. Raddoppiano le persone in quarantena in Veneto, ma scendono i posti letto occupati in ospedale. 9 pazienti sono stati dimessi nelle ultime 24 ore. L'epidemia di Covid dell'estate 2021, quella che qualcuno ha già iniziato a chiamare quarta ondata, presenta caratteristiche ben precise. Alta contagiosità, molti casi, la maggior parte asintomatici, tasso di ospedalizzazione però mai così basso. L'ondata oggi in corso ha caratteristiche che sono assolutamente anomale rispetto alle ondate che abbiamo vissuto. Per dimostrare ancora una volta la bontà del vaccino, Zaia torna ai dati. Nella settimana dal 22 al 28 di luglio si sono positivizzate 4.157 persone, 2.821 non erano vaccinate. Delle 17 ricoverate in terapia intensiva, 15 sono tra i non vaccinati, le altre 2 sono in dimissione. Tra i ricoveri in area non critica, 25 avevano fatto il vaccino, 101 invece no. Secondo le previsioni, in Veneto ad ottobre tutti avranno ricevuto almeno una dose. Ad oggi le inoculazioni hanno superato quota 5 milioni. Sul tema terza dose, Zaia chiede solo certezza e niente cambi di strategia in corsa. Sul piano scuola ribadisce la sua contrarietà all'obbligo vaccinale, confermando il piano tamponi già previsto dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica. È il tema dei Novax, il più spinoso anche per il Presidente, con la partecipazione ad una delle manifestazioni anche da parte di alcuni leghisti. Il dibattito ci sta, è il sale della democrazia, e penso che il grande valore che deve essere riconosciuto al partito al quale sono iscritto è quello che comunque non c'è, come si può dire, non c'è una dittatura nella quale, che impone il pensiero unico. Dopodiché è nota l'azione degli amministratori
che hanno fatto tutto il possibile per dare risposte ai cittadini. A Conegliano, dove il presidente Luca Zaia era poco prima, il nostro Lucio Zanato ha risposto anche in merito alle manifestazioni convocate per domani pomeriggio in tante piazze del Veneto. Non abbiamo bisogno di conflitto sociale, abbiamo bisogno che la piazza sia unita per uscire da questo Covid. Dopodiché i disagi ci sono, non ci divertiamo e soprattutto vorrei dirlo anche da vaccinato che nessuno si diverte a farsi il vaccino, ma se non ci fossero tutti più di 5 milioni di vaccinati di dosi inoculate in Veneto, oggi non staremo qui a parlare di così pochi ricoveri con un'ondata in corso. E anche a Treviso domani è preannunciata una nuova manifestazione contro il Green Pass, nessuna chiusura di Piazza dei Signori è per il momento prevista, ma il sindaco Conte si appella al senso di responsabilità dei partecipanti. Sono una ventina le città italiane in cui domani si attende il ritorno in piazza dei No Green Pass. Tra queste è Treviso, ma il sindaco Mario Conte fa sapere che al momento non sono previste chiusure degli accessi alla piazza per sventare gli assembramenti già visti sabato scorso. Attendiamo indicazioni. Però il prefetto tiene monitorata la situazione attraverso il questore e come polizia locale saremo sempre a supporto delle forze dell'ordine qualora ce ne sarà bisogno, però al momento non sono previsti operazioni di restrizioni o chiusura della piazza. La manifestazione non risulta autorizzata, la questura monitorerà via via la situazione, il raduno via social è annunciato intorno alle 17:30. L'appello che faccio è quello di evitare strumentalizzazioni, evitare assembramenti, esattamente le stesse raccomandazioni che faccio in ogni evento pubblico, concerto, manifestazione. Se qualcuno la pensa in modo diverso è giusto che manifesti il proprio pensiero, ma non mettiamo a repentaglio la sicurezza e soprattutto non calpestiamo i diritti delle persone che hanno invece deciso di vaccinarsi. Quindi scene francamente come quelle che ho visto in altre piazze e anche qualche episodio visto nella città di Treviso, spero di non rivederle più, e chi verrà in piazza spero che il giorno dopo abbia la sensibilità quantomeno di sottoporsi a un tampone. Una manifestazione che arriva dopo una settimana in cui anche una parte della Lega trevigiana si è dimostrata apertamente contraria al Green Pass, ma su questo Conte tira dritto. È evidente che la sensibilità della stragrande maggioranza dei cittadini va nella direzione di vaccinarsi e quindi io mi sento oggi di rappresentare più quella fetta di cittadinanza che sceglie un atteggiamento responsabile. Ma come altri sindaci, l'essere favorevole ai vaccini lo ha fatto finire nel mirino di qualche estremista Novax che con linguaggio intimidatorio e cattiveria, così racconta lo stesso Conte, gli ha inviato una cartolina anonima recapitata oggi a Cassugana in cui lo paragona a Hitler e gli augura la morte. E proseguiamo con la cronaca e la notizia di un altro grave incidente stradale che si è verificato nella notte a Castelfranco Veneto. Sono intervenuti i carabinieri del 118 e il 118 in via Venezia a Resana per soccorrere un 46enne di Tre Baseleghe che alla guida della propria auto era fuoriuscito autonomamente dalla sede stradale riportando gravi traumi. L'uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Castelfranco. Ancora cronaca, il titolare di una libreria di Montebelluna è stato denunciato e 57 giovani sanzionati dalla Guardia di Finanza che ha scoperto come il commerciante percepisse indebitamente il bonus cultura destinato ai neo-diciottenni che però spendevano quei soldi in tutt'altro. Bonus cultura speso in tutt'altro. I finanzieri hanno fatto emergere il raggiro messo in piedi dal titolare di una libreria di Montebelluna denunciato a piede libero per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Il bonus da 500 euro è destinato ai neo-diciottenni. Ottenerlo è semplice, ma è anche strettamente personale e lo si può utilizzare solo per spese legate alla propria formazione culturale. Il libraio sostanzialmente aveva ideato un complesso sistema che prevedeva la trasformazione illecita dei bonus 18 app in smart box piuttosto che altri bonus o buoni regalo che potevano essere spesi all'interno del suo esercizio commerciale per l'acquisto di prodotti che nulla avevano a che vedere con la natura del contributo stesso, quindi bracciali
occhiali, piuttosto che saponette, prodotti per l'igiene intima, piuttosto che giochi elettronici. Il commerciante, secondo le fiamme gialle della tenenza di Montebelluna, aveva ben orchestrato la truffa. Periodicamente inviava delle false attestazioni al competente ministero, dove andava a certificare che effettivamente i bonus, per un valore complessivo di circa 11.000 euro, indebitamente intascati dallo stesso con questo meccanismo, erano destinati per l'acquisto di prodotti autorizzati. Quando invece non era così. Ora, oltre alla denuncia, dovrà restituire gli 11.000 euro, ma anche i ragazzi, i 57 neo-diciottenni, dovranno rispondere di quello che hanno fatto mettendo mano al portafoglio. Sono state comminate sanzioni di natura pecuniaria per un importo vicino ai 33.000 euro. Il che significa una media di quasi 600 euro ciascuno, che servirà loro di lezione per comprendere che un bonus statale va percepito e speso con serietà, trattandosi di denaro pubblico. A qualche giorno dall'asta dell'ex Chiari e Forti, questa mattina sul cancello d'entrata è apparso un cartello con chiare minacce nei confronti di Bruno Zago, indicato come nuovo acquirente e già proprietario dell'area confinante ex Gatorade, oggi Cuboxal. Questo cartello è apparso questa mattina con offese e minacce al patron della Progest, Bruno Zago. Appeso sul cancello d'entrata dell'ex Chiari e Forti, contesta l'acquisizione dell'area nell'asta che si è tenuta qualche giorno fa. In particolare si paventano terribili ritorsioni nell'area che Zago avrebbe comprato e il riferimento inevitabile all'incendio appiccato dolosamente qualche anno fa. Se così fosse, in pericolo non ci sarebbe solo questa parte, oggi di fatto un bosco facilmente infiammabile, ma anche l'ex area Gatorade, oggi Cuboxal, dove sono stoccati quintali di cartone. Cartello che il sindaco Rossella Cendrona ha consegnato ai carabinieri per le indagini del caso. Tutto questo mentre anche il sindaco Bruno Zago ha smentito di essere il nuovo proprietario degli storici mulini sul Sile. Io ho sentito Bruno Zago, lo dico apertamente, proprio perché pensavo ci fosse un forte interesse, insomma, del vicino di casa alla Chiari Forti, però appunto mi ha confermato che non è lui che ha acquisito la Chiari Forti. Sindaco che comunque stigmatizza il gesto che ipotizza sia riconducibile a un gruppo di giovani che frequentano l'area, lasciando, come si vede, evidenti tracce del loro passaggio. Le minacce non sono mai una buona cosa, il tono era anche del tutto sgradevole e sì, diciamo che c'era un'aspettativa diffusa in questo senso, tanto che anch'io avevo questa attesa. Verificheremo la società appunto che si è presentata, chi sono i rappresentanti. Un'area che dopo anni di splendore con le Chiari e Forti e le chimere del gruppo Caltagirone è di fatto abbandonata all'incuria e ai vandalismi. Nuovo acquirente ufficiale una società della provincia di Bergamo, la Green Packaging, il cui amministratore unico è Luigi Rossi Alligi, molto legato a Bruno Zago. Ora Silea comunque si aspetta che chi si è aggiudicato l'area si presenti presto in municipio. Ci sono 12 milioni di euro garantiti con fideiussione per quelle opere, diciamo, a beneficio della comunità di Silea, di cui seguirà ampia discussione. E torniamo in centro a Treviso, dove oggi pomeriggio CGIL, CISL e UIL sono scese in piazza per la manifestazione unitaria contro le stragi sul lavoro, con loro anche la famiglia di Mattia Battistetti, il giovane morto a Montebelluna. Noi oggi, anche se non è stato semplice, siamo venuti qua in piazza a manifestare. Non sapevamo neanche cosa volesse dire, però siamo venuti col gruppo. Siamo venuti per Mattia, per tenere alta la sua memoria e perché sia fatta giustizia per tutte le ali spezzate, come ho detto nella lettera, che non avevano, l'unica colpa che avevano era la voglia di lavorare e di vivere. Lavorare per vivere e non lavorare per morire. Questo è uno degli slogan di oggi pomeriggio nella manifestazione organizzata dai sindacati confederali, che sono scesi in piazza portando il dolore delle famiglie colpite. Perché la comunità tutta deve capire qual è il dramma che si vive quando si muore, si perde un congiunto, un fratello, un figlio nei luoghi di lavoro. Ed è solo così che riusciremo a sensibilizzare le coscienze di chi non investe per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tante le bandiere per affermare con forza che nel secondo millennio non è ammissibile morire di lavoro e per il lavoro. Bisogna cambiare la cultura di chi lavora, dei lavoratori ma anche delle imprese. Bisogna provare a fare un salto di qualità,
a cambiare la modalità con cui si fa la formazione, bisogna tracciare le imprese serie e farle lavorare e eliminare le imprese che non rispettano le regole. E nel giorno in cui nel Veronese si conta un'altra vittima, la piazza di Treviso ha chiesto agli imprenditori di investire ancora di più nella sicurezza. Bisogna investire sul mondo del lavoro, bisogna fare investimenti veri, perché oggi un investimento non è un costo, un investimento è un ritorno. In questo momento speciale, particolare, bisogna investire. Sindacati che avevano sperato nella presenza anche delle organizzazioni imprenditoriali alla manifestazione per dare un segnale concreto di vicinanza con le famiglie colpite. Imprenditori che invece hanno preferito le pagine dei giornali per rispondere alle richieste dei sindacati. Però il direttore degli industriali non è molto d'accordo con la polemica, dice che loro stanno facendo tutto il possibile. È ancora poco. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Dopo più di un anno di chiusura al mondo, vediamo nel prossimo servizio il tour di alcuni ospiti dell'ISRA di Treviso a bordo di un particolare risciò, la Parabike. È un piacere, peccato non farti 4-5 chilometri. Bellissima, improvvisata e bella. Anna Maria ed Eletta sono state le prime passeggere della Paribike, la bici dei nonni, donata a Comune di Treviso e ISRA da un'azienda edile di Postiama di Paese per consentire agli anziani di tornare a fare quello che la pandemia ha bruscamente impedito. Una piccola compera, un giro al mercato, a bordo di un mezzo a pedalata assistita condotto da familiari o dai volontari. La presentazione del progetto Libertà senza età, la loggia dei 300, poi il primo a sedersi in sella è stato il sindaco Mario Conte. Nel frattempo che pedalavo sentivo le due signore che si chiedevano: ma lei dove abita, cosa fa stasera, il caffè, e guarda Antena 3, non guarda Antena 3, e allora è un'esperienza per loro conviviale, per me per dimagrire un pochino, fare un po' di bicicletta, un po' di moto. La sperimentazione partirà nel mese di agosto con gli anziani autosufficienti della Casa Albergo Salce di Borgo Mazzini, 2 i percorsi tra cui scegliere. Uno di tipo naturalistico lungo l'Alzaia per una passeggiata rilassante, l'altro invece in centro storico per godere sia delle bellezze storico-artistiche che dei servizi, quindi con una serie di punti di interesse che possono essere le chiese ma anche gli uffici postali, le farmacie. Un'opportunità per gli anziani di una certa età di riuscire a stare all'aria aperta, di muoversi velocemente attraverso questo mezzo. L'azienda che ha regalato il mezzo è pronta a donarne altri 4. Dietro al gesto della famiglia Parisotto c'è un'esperienza personale legata al Covid, contratto dalla sorella suora, Ornella, in una casa di riposo di Gemona, dove si sono infettate in 80 e 11 non ce l'hanno fatta. Questa vicenda è stato spunto per andare a riportare il sorriso nel volto dei nostri anziani che tanto hanno sofferto. Una class action per riattivare la fermata ferroviaria di Castelfranco lungo la tratta Milano-Udine del Frecciarossa, soppressa da Trenitalia il 2 ottobre del 2016. È l'accorato appello promosso dal Lions Club di Castelfranco assieme al Comune e all'IPA Castellana. È questa l'ultima di una serie di iniziative, di azioni messe in atto in questi anni anche dall'amministrazione comunale, che a più riprese ha chiesto sia a Ferrovie dello Stato che al Ministero dei Trasporti il ripristino della fermata in città. Ed ora, come ogni venerdì, siamo all'appuntamento con le previsioni del tempo per il fine settimana, curato dal generale Giancarlo Iannicelli. La grossa instabilità dei giorni scorsi si è attenuata, però l'anticiclone delle Azzorre ancora non si vuole affermare definitivamente su di noi. Come potete vedere dalla carta, vedete, è troppo arretrato sull'Atlantico, quindi con difficoltà si espande su di noi. Questo che vuol dire? Che favorisce una discesa di aria fresca instabile sul suo bordo orientale, quindi vedete da nord verso sud dà vita a sistemi perturbati anche abbastanza complessi, che però fortunatamente scaricano il grosso dei loro effetti sulle Alpi.
Questo si traduce per domani inizialmente un cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, e in serata qualche fenomeno di precipitazione anche un po' più intenso. Poi di nuovo rasserenamenti, però poi con il riscaldamento fornisce gli elementi che potranno dar vita poi nel pomeriggio di domenica ancora degli annuvolamenti e ancora delle precipitazioni anche a carattere temporalesco in modo isolato. Prossima settimana questa variabilità, lunedì bello, martedì un peggioramento, forse più sensibile, ma temporaneo, poi di nuovo 3-4 giorni di tempo tutto sommato all'insegna del sole, anche se ripeto il pomeriggio c'è sempre questa possibilità di cumuli, venerdì un forte peggioramento, quindi con temporali ancora e poi di nuovo bello. I venti sono deboli, direzione variabile, temperature 20-22 gradi i valori minimi, le massime anche 30-31 gradi e poi a crescere, quindi temporaneamente nei prossimi giorni potremmo avere ancora 32-33 gradi. L'Ataricadico è poco mosso ma con modo ondoso in aumento, è tutto. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. In primo piano il problema del controllo del Green Pass per bar e ristoranti. Potrebbe risultare complesso organizzare un controllo capillare diversificato tra avventori al banco e avventori seduti ai tavoli. Le categorie protestano. Nei prossimi giorni il Green Pass diventerà obbligatorio per poter accedere ad alcuni servizi e attività. Confartigianato ha proposto un emendamento alla conversione in legge del decreto, chiedendo che titolari e gestori non siano considerati responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari di Green Pass. Sarà una battaglia che se i clienti non ci aiutano sarà una battaglia persa. Il nostro pensiero è ogni giorno fare il possibile affinché le nostre attività rimangano aperte e quindi è nel nostro interesse che vengano rispettate le regole. Noi stessi siamo i primi a rispettarle, promuoviamo i vaccini e ci siamo vaccinati. Sicuramente però non possiamo fare di più e non possiamo avere responsabilità che non possono essere in capo a noi. In questo momento ci stiamo ponendo delle domande. Al banco si può accedere senza il Green Pass. Al tavolo dobbiamo chiedere il Green Pass. Non siamo dei controllori. Analoga posizione è stata assunta da Confcommercio Belluno attraverso il suo presidente Paolo Doglioni, che in un incontro con il prefetto ha evidenziato le difficoltà applicative di un decreto che imporrebbe incombenze che si ritiene dovrebbero spettare a soggetti istituzionali. Una situazione che sta creando difficoltà alle imprese, specie quelle meno strutturate, senza contare come il solo annuncio delle nuove disposizioni abbia già provocato disdette in alberghi e strutture ricettive. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Belluno non è più solo una dichiarazione di intenti scritta nello Statuto di Palazzo Rosso. Dopo quasi 9 anni di inattività, il via libera al CPO è stato dato dall'approvazione del regolamento che definisce le funzioni dell'organismo comunale. Lo scontro di principio, anche severo, fra maggioranza e opposizione si è riproposto anche ieri durante la discussione in Consiglio Comunale. Bloccato il maxi emendamento al testo della maggioranza presentato dall'opposizione, il regolamento è stato infine varato con 19 voti favorevoli e 5 contrari. Si rivolge ai giovani dai 9 ai 18 anni. Il progetto è elaborato dal distretto del commercio di Belluno, Feltre e Ponte nelle Alpi, volto a sostenere e valorizzare i negozi di vicinato. In un momento, in anni di risorse scarse, sempre più, e anni in cui negli ultimi 2 la pandemia ha caratterizzato la vita sociale e la non vita sociale delle città, questo può essere un buon laboratorio per ripartire pian piano. L'abbrivio per la ripartenza dei negozi di prossimità ha trovato forma in un progetto di comunicazione affidato alla dinamicità dei giovani. L'idea è del distretto territoriale del commercio che ha visto nei ragazzi fra i 9 e i 18 anni che in questo periodo frequentano i centri estivi i protagonisti del cambiamento. Da cosa parte questo progetto? Parte dalla convinzione che il commercio urbano abbia in maniera abbastanza chiara e discussa un fondamentale valore storico, un valore culturale, oltre che ovviamente essere già e può essere una cosa di un presidio sociale.
Ai ragazzi è stata assegnata la sfida di raccogliere materiale utile a realizzare un documentario e 3 mini spot social per la promozione dell'acquisto nei piccoli negozi del distretto commerciale di Belluno, Feltre e Ponte nelle Alpi. Con le risorse disponibili abbiamo cercato di confezionare in maniera molto plastica, molto dinamica, un'idea che poi abbiamo dato in mano a 2 soggetti poi che di fatto saranno i veri attuatori e realizzatori di questo prodotto importante di comunicazione. Fil rouge del progetto, a cui aderiscono anche Ascom, Proloco e scuole in rete, legare il sistema del commercio a un pensiero educativo fatto di linguaggi e di relazioni che il tempo e la tecnologia hanno allontanato. Questo è un tema educativo perché è capire quanto le giovani generazioni anche vivano queste relazioni e quanto esse debbano, secondo me, da subito essere educati anche a un'ipotesi di relazione con ciò che è la nostra economia locale in rapporto con un'economia globale. In mezzo resta il tema dell'attrattività dei piccoli negozi per tutte le classi di età, attrattività che deve essere il collante fra l'offerta e la comunità. Ed era questo l'ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi. Come sempre vi lascio al nostro meteo. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica meno forte al nord, tempo sempre in prevalenza buono, non mancherà qualche temporale. A seguire poi il mese di agosto si aprirà con un clima un po' più fresco. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 31 luglio. Sul Veneto il weekend inizia con un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio acquazzoni sulle Alpi, in serata e poi durante la notte crescente instabilità anche altrove. Attenzione perché il nostro territorio si troverà ad essere area di confluenza tra masse d'aria molto calda e umida e correnti un po' più fresche e dunque potremo avere fenomeni violenti con grandine e forti colpi di vento, dunque prestare la massima attenzione. Vediamo anche le temperature che saranno stazionarie, minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso, tanto sole su tutti i settori, entro la nottata qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 29 e 32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino, dal pomeriggio però sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime infine sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.